Operatore di Contarina impegnato nel giro di raccolta porta a porta, aggredito e picchiato da un residente che era infastidito dall'attività. È accaduto la scorsa settimana a Castelfranco. Soccorso e medicato, l'uomo ha riportato una prognosi di 15 giorni. Per la FIT CISL l'episodio è la goccia che fa traboccare il vaso, con lavoratori esasperati e, si legge in una nota, spremuti come limoni. In pratica i carichi di lavoro sono diventati insostenibili, ci sono persone che arrivano a lavorare, a fare ben oltre le 10 ore di lavoro al giorno, lavorando fino alle 5 del pomeriggio, e questo non è accettabile. Contarina, l'azienda che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in 50 comuni della Marca, ha oltre 600 dipendenti. La CISL parla di una situazione difficile soprattutto per i lavoratori che si occupano di verde pubblico, tant'è che l'organizzazione sindacale ha presentato al giudice del lavoro una denuncia per attività antisindacale per violazione dei diritti dei lavoratori. L'udienza è fissata per il 14 marzo. Si riferisce a tutta una serie di violazioni di condizioni contrattuali che l'azienda non ha rispettato, trasferimenti illegittimi, lavoratori trattati come pacchi postali. La CISL ha chiesto un incontro con l'azienda in prefettura, azienda che risponde con una dura nota alle accuse del sindacato, ribadendo che la dichiarata esasperazione del personale non trova riscontro nei dati reali forniti proprio alla CISL qualche settimana fa. Contarina inoltre sottolinea di non avere ricevuto alcuna comunicazione sia rispetto allo stato d'agitazione che all'avvio della procedura per la dichiarazione dello sciopero e di aver investito in sicurezza e formazione 500.000 euro l'anno. Vista la gravità delle dichiarazioni, conclude la nota di Contarina, l'azienda si riserva di adire alle vie legali.